Grazie ad un accordo tra Trenitalia e MOM è una piccola rivoluzione quella che dal 7 gennaio attende 1200 studenti trevigiani, protagonisti giovani che frequentano il polo scolastico di Lancenigo Villorba che, provenendo da località senza servizio ferroviario, raggiungono in autobus la stazione di Treviso per imbarcarsi su di un altro autobus e che, al rientro dalle vacanze, al loro posto troveranno dei treni. MOM sicuramente risparmierà la percorrenza degli autobus, quindi queste 12 navette che non saranno più messe in strada e questi risparmi andranno a ristorare i maggiori costi che avrà Trenitalia. Per quanto riguarda l'utente, per l'utente non cambierà niente, con l'abbonamento MOM potrà utilizzare il servizio di Trenitalia, quindi il treno. Il risparmio arriverà anche in termini di tempo del viaggio, se prima per raggiungere le scuole ci volevano più di 15 minuti, in treno ne basteranno 6. È una dimostrazione concreta di quali vantaggi sia possibile avere con l'integrazione delle modalità di trasporto. Noi spostiamo 1000 persone dalla gomma al ferro, riduciamo l'inquinamento e diamo un servizio più efficiente e veloce. In servizio treni ad alta capacità, 2 al mattino e 7 al rientro nella fascia oraria che va dalle 12:30 alle 17. Di contro verranno eliminati 12 bus navetta con risultati significativi nello snellimento del traffico e nell'ambito della sicurezza. Muovere 3.000 ragazzi nei dintorni della stazione era comunque anche per la sicurezza abbastanza complicato ogni mattina, quindi eliminarne 1200 è sicuramente un risultato positivo anche da questo punto di vista e sicuramente anche dal punto di vista dell'ambiente.